Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora, oggi vi voglio presentare un gioco, il classico gioco comendiano degli anni d'oro comendiani. Tennis Manager 2022. Allora ragazzi, questo gioco qua è particolarissimo. Praticamente tu devi creare una tua academy. Io ho creato la Tennis Academy Venice. E niente, tu puoi chiaramente scegliere se partire con un giocatore, diciamo, creato oppure con un giocatore, diciamo, realmente esistente. In questo caso ho deciso di scegliere Alexander Zverev, che è uno dei tennisti, insomma, del momento preferiti, e chiaramente ne puoi avere anche altri oltre a lui, però intanto io direi di partire con uno e cercare di portarlo a vincere qualcosa. Siamo all'inizio, ho fatto solo una partita, siamo quel 5 gennaio, siamo, come si dice, in un incontro. Abbiamo questa classifica, chiaramente ho messo la patch con tutte le foto, i giocatori con il nome originale, ovviamente. Se no, non ha senso. Allora, adesso non mi ricordo. Allora, vediamo un attimo. Allora, vediamo un attimo, lo far vedere. Qua sono tutte quante le statistiche anche, cioè veramente è fatto da Dio. Ok, noi siamo a Melbourne che ci stiamo preparando per gli Australian Open, ovviamente. Questo è il primo turno della TP 250 di Melbourne. Punte TP 250, montepremi 100.000 euro. Abbiamo vinto il primo match contro Alex Bolt, australiano, che quindi giocava in casa. Ci siamo contro Karen Kachanov. Poi c'è dall'altra parte Denis Shapovalov, il nostro Fognini, Feliciano Lopez, Christian Garin, Dusan Laovic, Raffaello Pasqua. Ok, boh. Io però volevo far vedere un'altra cosa. Vabbè, questo diciamo è il mio staff, che sono preso comunque uno staff bello cazzuto. Questa è l'accademia, sono diciamo anche gli obiettivi, ovviamente ottieni il livello medio di soddisfazione del 75%, ingaggia almeno un giocatore della top 20, raggiungi un saldo finanziario, queste cose qua un po' come pro cycling, diciamo. Questo è il bilancio, l'infrastruttura che devo migliorare, chiaramente, però per il momento non è che abbiamo tantissimi soldi. Questo è il mio palmarès, ovviamente, il palmarès del manager. E ok, però adesso scusate un attimo. Qua chiaramente tutte le news. Zverev mi dice che ancora non ha molta dimestichezza con le tattiche, ma chiaramente le abbiamo appena fatte, quindi ci vuole un po' di tempo. Allora, questo è il programma che chiaramente ci stiamo preparando appunto per cominciare gli Australian Open. Questo diciamo, questo torneo serve per cominciare a prendere un po' la forma, che comunque condizione fisica 95, la forma non è il massimo, il morale comunque è raggiante. Questi sono gli allenamenti che puoi scegliere, chiaramente hai diciamo tutta la settimana, adesso chiaramente siamo in torneo, quindi diciamo che eh, diciamo c'è pochissimo allenamento e chiaramente più partite. Queste sono le tattiche di gioco, io ho scelto tre tattiche. Allora, abbiamo come stile 1 servizio dritto boom, l'ho chiamato, quindi diciamo che si basa su un gioco proprio dove sfruttiamo il servizio e il colpo dritto diciamo come colpi fondamentali. Poi dall'altra parte abbiamo palle corte e rete, quindi giocare tutte smorzate, comunque giochiamo a rete, cerchiamo comunque di portare il nostro gioco appunto sotto rete e comunque parecchie palle corte. Quindi stiamo allenando anche il nostro tennista su queste cose qua. E la terza invece serve in volley, quindi servizio missile e poi subito a rete sì, per chiudere il punto il più velocemente possibile. Ecco, che sto cercando di imparare anche io ragazzi, non è semplice perché non era mai uscito un gioco così, c'era uscito nel 2021 ma non l'avevo preso. E niente raga, io direi che adesso possiamo partire. Adesso abbiamo diciamo, la seconda partita. Che, ecco, chiaramente il bello di questo gioco è la parte diciamo manageriale, dopo la grafica chiaramente non possiamo pretendere la grafica stile Out Tennis o Top Spin, robe così. Qua abbiamo i miglioramenti, stiamo migliorando, ecco, stiamo un po' peggiorando su alcune cose, ecco per esempio il fisico si sta un po' abbassando, ok, vabbè, adesso vediamo un po'
come allenare il tennista, che sicuramente non è una delle cose più difficili, nel senso, sbagli una cosa e già si stanca, va fuori forma, robe così. Vai. Ok, perfetto. Vabbè, adesso prima o poi imparerai un po' come football manager, diciamo, che bisogna di un po' di tempo per assimilare le tattiche. Boh, siamo contro Karen Kachanov. Mi scuso se le pronunce non sono tutte esatte, ma non li conosco tutti i tennisti. Ok, allora, 20-100%, mi dà le statistiche. Eh, ok. 25 anni, una bestia questo, quindi questo fa del servizio la sua arma vincente. È molto lento però. Ok. Ok, però insomma siamo molto più forti. Non dovremmo avere troppi problemi, spero. Entra nello spogliatoio. Ok, allora fiducia in salute mista, motivazione preoccupato, riposo rassicurato e emozione impassibile. Non preoccupato. Mm, ok. Ok, ha reagito positivamente, meno male. Ok, facciamo che far vedere una cosa. Allora, abbiamo la vista del campo. Ok, cerchiamo di tenere il più, diciamo, lontano possibile. Qua abbiamo dopo dall'alto, tre quarti. E qua è proprio, proprio il giocatore. Questa è anche carina, non me la ricordavo neanche. Tanto mi ha fatto un ace intanto lo stronzo. Qua abbiamo un livello di intensità. Eh, ok, io direi di fare così. Istruzioni tattiche, siamo sul servizio intanto, anche se potremo provare, visto che è molto lento, anche a giocare a palle corte, robe così, dopo vediamo, insomma, vediamo come va la partita. Qua possiamo parlare un po' come su Football Manager. Lui è ottimista, questa è la fatica. Dobbiamo stare anche attenti a non perdere troppa energia. Statistiche e analisi in 3D. Intanto andiamo così. Vai! Ho cominciato con un bel... 15-0. Ok. Cerchiamo di vedere per possiamo andare anche più veloci, vediamo come va la partita. Out. Ecco. 30-15. Cerchiamo di capire. Out. Ok. Sarebbe bello già fare una bella breccata, ma... 30. 4. Second service. Ecco, lui è impassibile, sembra un po' più stanco. Bella, grandissimo. 4. Second service. Advantage. Mi ha fatto ace sulla seconda, maledetto. Ecco, primo game a Karen. Ok. 30 low. 40 Questo ricordiamo che è sempre un torneo di preparazione all'Australian Open, che insomma sarebbe bello portare a casa il primo slam della carriera. Siamo già 1-1. Out. 30-15. Mi piace come esultano. Qua la velocità non mi ricordo perché possiamo cambiarla. 30-40. Ok. Juice. Ecco, siamo a 2. Attenzione che può... Ecco. Niente. Per il momento nessuno dei due perde il servizio. Ok. No, Zverev, no, ste robe. Noi lo lasciamo tranquillo, non abbiamo bisogno di dire niente. Bellissimo. Ecco, che lui, ragazzi, tira di quelle mine, insomma, 2 metri l'avversario, l'avversario 2 metri, quindi tira bombe. Anche il nostro è forte, però lui secondo me il suo servizio è più forte fuori. Oh. No, anche a rete l'ha messa. Sta giocando molto a rete sto stronzo. Io proverei a cambiare.
Aspetta, così, scusate un attimo. Istruzioni tattiche. Ok, palle corte più... Ok, vediamo se così... Così vediamo anche le differenze. Secondo me dovrebbe... Ecco. Un bel passante mi ha inculato, perfetto. Ok. Perfetto. Porca miseria, Zverev, non mi puoi fare questi errori. Ho capito che è nel tuo gioco, ma voglio portarti a essere giocatore completo. Porca miseria, grande. Partita in realtà... livello intensità. Avevo un attimo... Siamo stanchetti. Bravo. Te la fare. Mamma mia. Ok. Non riusciamo a breccarlo sto stronzo. Adesso... No, proviamo a tenere questo. Tira delle bombe anche lui, però porca miseria. Buono. Dai Zverev, brecchiamo sto mignottone. Motiviamolo. Mamma mia la presa grande. Vai Zverev. Brecchiamo sto russo. Bravissimo. Ecco, non ci voleva sto ace adesso. Ok. Serve un volley. Che vedo che soffre un po' sta cosa. Bravissimo. Non è che possiamo assolutamente vincere il primo set. Boom! Grande, grande Zverev. Ace mostruoso, dai. Perfetto. E si va a vincere il primo set. Fatica ogni volta che il suo avversario attacca. Riprendere il controllo della partita. Infatti, ok. Second set. Vabbè, Ace, fa tanti Ace lui, cioè, da quel punto di vista è molto molto forte. Dobbiamo ottenere anche l'energia, porca miseria. Che cazzo, madonna, parte con un 30-0. Motivato il russo. Fammi una corta. Niente, out. Ok. Bravissimo. Serve un volley, spacchiamo e spacchiamolo. Buonissimo, sulla seconda anche, perfetto. Mamma mia, sto qua tira missili terra-aria. E che non vorrei andare al terzo set. Mamma mia, bisogna migliorarlo tanto a rete. Sta buono. Perfetto. Bravo. Ottimo. Seconda, buona seconda, però la prende bene, ottima risposta del russo, vai Zverev. Dai, chiudiamo, perfetto, 2-2, cerchiamo di breccarlo. Ecco, niente, cioè lui tira veramente cannonane nelle servizie più forti di noi, anche se noi siamo forti. Mamma mia, questa non è anche la seconda, sono prime praticamente. 3-2 per il russo. Mamma mia.
Risposta perfetta, calma. Ok, manco mal. Non ci... ok. Sistema tattica, torniamo. Servizio. Vai. Attenzione, rischiamo la breccata. Eccola là. Poi dobbiamo svegliarci adesso però, Rischiamo di andare al terzo set e ci stanchiamo per niente. 5-2, attenzione il russo. Sta prendendo il largo. Dobbiamo fare assolutamente il contro break, se no sarà terzo set. Dai, è bravo. Ottimo. Ok, 5-3 su questo è quello che dobbiamo vincere, Fiori. Aspetta un attimo. No, scusate. Tutto al massimo. Qua possiamo vedere che siamo in indoor, 18 gradi e umidità 0%, non c'è vento ovviamente perché siamo al coperto. Ottimo. Ottimo, dai, 0,30, dai. Che cazzo di ace, maledetto, mignottone, dai. Bellissimo, bellissimo, dai, portamela a casa. Dai. Un altro breakpoint, ti prego. Fuori, niente c'ho, niente c'ho. Bellissimo, adesso devo farlo però. Dai di seconda. Non ci credo, Zverev, madonna del signor, quanti errori. Niente. Andiamo al terzo. Andiamo al terzo. Game and final set. Dobbiamo attaccare adesso, Non pensavo, speravo di chiuderla in 2 set. Mamma mia, quanti errori. No, no, proprio a rete dobbiamo migliorarlo in maniera spaventosa sto ragazzo. Non è che passante, zio, ok. Dobbiamo cambiare gioco. Adesso mi arriva rete, ciao. Saremo anche ottimista, ma lui è preoccupato, ma intanto la sta portando a casa lui. Buono. Buono, ne sto tirando, non sono ace ma sono bombe. Bravo, dai, chiuso velocemente. Fuori, fuori, fuori. Niente, sti ace hanno rotto il cazzo però, Scusate i francesismi. Ma perché lo lascia? Dai, chiudila. Ma no, così. Manco male, dai. Dai, 3-1, bello. Dobbiamo spingere, raga. Bravissimo. Vai, vai, diamogli carica. Perfetto. Grandissimo. Dai, che adesso dobbiamo spingere. Che sboccio. Ace mostruoso di Karen.
Bravo. E si apre. Non ci credo la... Sì. Beh, questo l'abbiamo regalato, questo. 30-15 per il russo. Anche qua troppo scoperto. 4-2, dobbiamo vincere assolutamente questo. Grandissimo ace. Ottimo. Ottimo. E perfetto, si va. Vediamo se riusciamo a chiuderla adesso, non credo. Dai che ha paura, bravi. No, ma non ci credo, ma dai, ma... Che sfiga, oh. Niente. Mamma mia, quanto dovremmo allenarlo a rete. Deve diventare completo, deve essere forte in tutto, deve essere il nostro il Roger, il nuovo Roger. Adesso bisogna vincere però, eh. Ma come fuori? Mamma mia. Grandissimo ace pesante. Grandissimo, dai. 2 game point. E si chiude con l'ace. Dai, la tattica alla fine di giocare meno potente, quindi con più smorzate, con più cose ha funzionato. Gasato, perfetto. Può essere orgoglioso di te stesso. Presuntuoso, non troppa, eh. Ok. Qua abbiamo le donne. Perfetto. Andiamo a vedere. Molto bene, molto bene. Ok, quindi adesso siamo contro Shapovalov. E poi abbiamo Garin e Nadal. Ok. Ora ci spariamo anche la semifinale. Ok, Mancino 1,85. Vediamo le statistiche. Questo è uno che gioca molto a rete. Ok. Allora, eviterei di giocare con... andrei proprio con diciamo, la mia tattica iniziale. Ok. Vabbè. Tale spogliatoio, sei preoccupato? Ok. È entusiasta e questo è positivo. Servizio, ok. 25 gradi, questo gioca tantissimo a rete. Mamma mia che partenza. Inizia un po' così, dai. Boom. Silenzio. Vai, vai. Bravissimo. Perfetto. Qua dobbiamo trapanarlo con i servizi. Che spot. Lui va molto a rete, quindi io giocherei come la tattica che ho con il servizio dritto, tutte da fondo campo, missili tutte a fondo campo e sulla linea. Vediamo. Mamma mia come attacca sto qua. Uno a uno. Bravo, dai. Buon ace. Dobbiamo chiudere veloci i nostri. Perfetto, 2 a 1. No, sti errori gratuiti di dritto però. Ecco. 2 a 2.
Ma dai, ecco, questi non sopporto, sti errori gratuiti così, dai Zverev, dai. Buono. Non possiamo permetterci di perdere il servizio, raga, non adesso. Bellissimo, grandissimo smash. Ottimo. Dovremmo motivarlo. Che sbormi, sto qua, il canadese mi parte con un ace. Double fall. Doppio fallo. Double fall. In inglese perfetto. Grande passante. Dai che l'ho motivato nel momento giusto. Bello. Sì, fuori. Ti prego, breccalo. Ace di merda. Niente, c'ho sto qua. Anche lui, comunque buon servizio. Bravissimo. Deuce ancora. Questo quando entra a rete. Non lo fermi. Fuori. 3-3. No, sti errori, no, sti errori gratuiti, Dio Cristo. Niente. Bravo. Bellissima risposta da fenomeno. Che corta bella! Però sulle corte purtroppo. Troppo più forte. Dai che siamo superiori. Fuori ancora. Bravo. Bravo. Ok, adesso lo motiviamo. Se proviamo a cambiarli. Facciamo... che non se lo aspetta. Dai Zverev. Bravo. Bravo, sa! Dai, che la brechiamo adesso. Dai, che ci prendiamo il set, un par di palle. Sto qua tira bombe. Attento, dai. Yes, attenzione. Dai sulla seconda, dobbiamo farlo sulla seconda. No, non possiamo sprecare due set point così. Sprecati in maniera inaccettabile. Dai! Niente, non è fuori, ma vai inquadrato a mare, Zverev. Credici, mi ha perso due set point pesanti. Fuori? No, l'ha messa. Incredibile. Come l'ha messa, ragazzi. Come l'ha messa. Partita durissima questa, veramente. Sì, manco male. Buono. Subito ace. Niente, non ne sbaglia mezzo, qua andiamo sicuramente. E si va. Tie break. Dai mini break. Sì. Come cazzo l'ha presa, non si sa. No, la seconda. Bravo, bravissimo. Dai, serve in volley, serve nel tie break. No, l'ha sbagliato. Mi ha tolto il break. Sì! Niente da fare. Bravissimo, 5-3. Metti anche questa. Cosa mi ha preso qua Zve? Dai! Niente. Fuori. Questa è pesantissima.
Niente, a lui l'attacco. Dai che lo guffiamo, dai. Dai che di seconda non puoi fallirmela però, eh. A rete, ciao. La salva! Ma c'hai un culo, zio Ken. Sì, cazzo. Sul secondo servizio, ok. Mamma mia, se ci abbassiamo un po' però. Che siamo stanchetti. Facciamo una prima parte, diciamo così, e vediamo quante ne prendo, così per capire anche. Guarda, ho partito subito male. Che culo. Dai che Marilu è ansioso infatti. È ansioso il ragazzo, è ansioso. Oh yes. Ti prego, no, brecchiamolo. Sì! Ed è break! Vai. Dai, cacchio, giochiamo tranquilli, determinato, lui è ansioso. Cerchiamo di sprecare meno energie. Questo è un errore che non devo fare, grazie. Buonissimo, dai, 2-0, partiti alla grande. Niente, sotto rete, ce ne sbaglia tante di volée. Bene, questo non l'abbiamo minimamente visto questo game. Buono. Ecco, una cosa che non ho trovato è il livello di difficoltà. Non so se c'è un livello, diciamo, unico. Qua vedi, ecco la cagata. Bravo. Guarda che grandissimi, dai. Le nostre seconde fanno cagare. Ancora advantage. Bellissimo ace, è il momento più difficile. Dai un altro ace. Attento a dare così a rete che... Non è questa la tattica, perché mi fai così? Bravo. Questo è uno dei game chiave secondo me. Bravissimo. E yes, e si va, e si va. Proviamo così in risposta. Niente, mamma mia. Dai, 30-0. Molto bene. Bellissimo ace e si va. Palle corte. Ma che palle. Mamma mia, neanche vista purtroppo. No, non va. Buono. Buonissimo, abbiamo servito bene finora. Bella, non l'ha neanche vista, Shapovalov. Bisogna motivarlo. Sono entusiasta anche lui, io sono determinato. Fuori, fuori, fuori. Dai di seconda, bella risposta. Buono. Dai, chiudiamola adesso. Dai di seconda, risponda un po'. Fare sti errori in risposta sulla seconda, però. 40 pari. Advantage. Buono, non molla.
Bravissimo. È fuori, cazzo. Vai, game point. Sì, match point. Games to set. 7-6. 6-3. Palle break salvate 100%, punti di servizio vinti 77%. E si gode, cazzo. Ok, abbiamo vinto 93% dei punti, il 47%, percentuale di servizio 77 la prima, risposta vinti il 33%, ok, lui malissimo in risposta, 67%, vabbè che in servizio comunque è meglio noi, Ace meglio noi, doppi falli, 2 ok, la seconda di servizio alla fine non è andata male, tutti i breakpoint salvati, questo è importante, fioi. Ok, gasato, godo. Raga, siamo alla finale, perfetto. Boh, raga, se vi piacere questa serie su un gioco molto particolare, posso portare anche altri video e la finale tra Rafa Nadal e Alexander Zverev. Ciao!